McFruit 2018, un'azienda veneta tra le eccellenze, ha appena ricevuto un riconoscimento prestigioso dall'informatore agrario Luca Casotto, lo salutiamo, patron di Ortec. Allora, con noi c'è anche, saluto Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura. Allora, un premio importante questo, Luca. Sì, questa è grande soddisfazione per il premio che abbiamo ricevuto oggi dall'informatore agrario McFruit. Il merito ovviamente va non solo a me ma a tutta quanta l'azienda Ortec e a tutti quelli che ci lavorano dentro, che hanno messo impegno e tempo a disposizione nostra per realizzare un prodotto che ha preso un premio, che comunque è un grosso riconoscimento. La Slide Valeriana Eco è una macchina che è totalmente ecosostenibile. Perché? Perché è completamente a trazione elettrica, praticamente non c'è né un filo d'olio dal punto di vista olio motore, olio idraulico, quindi niente che possa inquinare l'ambiente. Oltre a questo mettiamo in condizione gli operatori che ci lavorano sopra di lavorare in condizioni più rispettose della salute. Meno inquinamento, cioè quindi meno fumi di gas di scarico, meno rumore, meno vibrazioni, quindi un ambiente più confortevole di lavoro. Maggiore economia anche? Maggiore economia anche perché rispetto a una trazione a gasolio questa permette un risparmio economico, perché con una macchina del genere, con le batterie che abbiamo di 48 volt a 400 ampere, riusciamo a lavorare circa 18 ore di lavoro continuative. Allora, grazie Luca Casotto, assessore. Abbiamo parlato di eccellenze dell'ortofrutta, qui parliamo anche di eccellenze nel campo della meccanica, perché poi la frutta e la verdura bisogna raccoglierla. Ma guardi, io intanto faccio i complimenti a Luca Casotto, tra l'altro padovano di Conselve, e quindi è ancora per me, che sono della provincia di Padova, un onore essere qui con lui, e veramente gli dico bravo per l'idea, per la tecnologia e soprattutto per aver innovato. L'innovazione importante, noi dimentichiamo mai che dietro al mondo dell'agricoltura, della produzione sui campi, c'è un'ingegneria, un ingegno da parte di noi veramente importante, perché la meccanica agraria, l'industria meccanica, la piccola e media industria è nata dietro a volte le stalle dei papà, dei nonni, e ancora adesso sta sfornando brevetti e idee che vanno in tutto il mondo. Noi, se la meccanica, il manifatturiero è forte in Veneto, è una delle prime industrie, perché abbiamo persone come lui, ma tanti agricoltori che hanno fornito idee magari ad artigiani che poi sono cimentati a costruire macchine innovative. E ricordo a tutti che noi sosteniamo anche questa filiera con il nostro piano di sviluppo rurale negli investimenti nella misura 4.1, in cui abbiamo messo a disposizione 256 milioni a oggi per appunto l'innovamento delle tecnologie in campagna e per gli agricoltori e per i produttori. Quindi assolutamente una forte agricoltura significa avere una forte meccanica e una forte economia per tutto il Veneto. Grazie all'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna e complimenti ancora per il premio a Luca Casotto di Ortec.